ragazzi, ricettina da sballo. Oggi prepareremo un piatto molto semplice da preparare, composto da tonno, patate, olive, cipolla, aglio, della scamorza, preferibilmente fumé, e del parmigiano reggiano. Andiamo subito alla preparazione. La pasta potete scegliere quello che volete voi, però io sinceramente scelgo i fusilli, diciamo che sono proprio i più azzeccati della situazione. Quindi abbiamo messo già l'acqua a riscaldare per la pasta. Adesso facciamo il nostro sughetto. Abbiamo incominciato a mettere dell'olio extravergine d'oliva, adesso metteremo l'aglio che facciamo giusto lavorare un po' e poi andremo a mettere le cipolle. Quando l'aglio incomincerà a friggere lo fate stare pochissimo tempo, 20 secondi, 30 secondi, dopodiché lo togliete la pentola dal fuoco ed aggiungete le cipolle. Loro tenderanno, ecco qua, l'aglio è arrivato al punto di incominciare a friggersi, quindi lo giriamo, lo distribuiamo un po' per tutto l'olio in modo che prende il sapore l'olio. Voilà, quindi possiamo anche già toglierlo, quindi non lo facciamo neanche dorare. Dopodiché mettiamo le cipolle, quindi facciamo lavorare le cipolle e togliamo la pentola dal fuoco. Quindi facciamo così e togliamo la pentola dal fuoco. Arrivati a questo punto che abbiamo tolto la pentola dal fuoco per una ventina di secondi e poi la rimettiamo ed aggiungiamo le patate. Le patate devono essere tagliate sottili e non vanno lavate perché l'amido della patata praticamente ci serve. Quindi le facciamo insaporire bene, quindi cominciamo a far perdere un po' dei suoi liquidi, dopodiché aggiungiamo un po' di acqua. Possiamo anche prendere l'acqua salata per la pasta. Logicamente le patate non è che devono friggere, quindi dovete praticamente girarle, dovete farle insaporire. Vedete, abbiamo aggiunto anche un po' di prezzemolo, adesso potete aggiungere anche un po' di pepe e evidente del sale. Prima che tendono a bruciare andiamo a inserire dell'acqua e le facciamo cuocere praticamente una decina di minuti perché le avete tagliate molto sottili, quindi facciamo asciugare l'acqua. Ovviamente è consigliato anche metterci aromi come basilico che andiamo a spezzettare a mano e mettiamo nella nostra salsina. Voilà, abbiamo buttato la pasta. Ovviamente non l'ho detto, però ogni volta che si prosciuga l'acqua voi aggiungete una tazzina di acqua di cottura della pasta. Diciamo che è una sorta di pasta e patate, ma è molto più rapida rispetto alla pasta e patate, e poi ha questi sapori che sono molto separati, perché voi sentite la patata, poi andremo a metterci la scamorza quando andremo a metterci la pasta, quindi poi il tonno sopra, le olive, il basilico, quindi sentirete i gusti che sono tutti quanti separati, non è come la pasta e patate normale. Andrà anche il parmigiano come fondo di piatto. Vedete, quando si asciuga
Diciamo che serve solo una salsina, quindi con questo sistema noi facciamo praticamente solo una salsina, non è che facciamo proprio la pasta e patate, quindi alla fine quello che rimane è l'amido della patata, quindi dovete metterci una patata per fare un piatto per 2 persone. Quindi aggiustate di sale, di pepe, mettete le spezie che volete voi, timo, rosmarino, quello che volete voi. Due tipi di tecniche di cottura che potete fare qua. O la fate in acqua, e quindi se la fate in acqua non dovete però arrivare troppo tempo, quindi dovete praticamente togliere la pasta a 4 minuti dalla fine della cottura per continuare la cottura poi qua dentro. Però quando poi mettete la pasta qua dentro tenderà troppo ad asciugarsi il sugo, quindi oppure le cuocete direttamente qua dentro, però aggiungendo un bel po' d'acqua, ma là dovete stare un po' attenti perché poi diviene troppo brodosa se aggiungete troppa acqua, e ci sta il rischio però che la pasta poi non si cuoce bene. Quindi il mio consiglio è sempre di cuocerla così in pentola e poi passarla a spadellare, a risottare in padella. Almeno siete sicuri che la pasta arriva a essere al dente. Come vedete sul fondo del piatto ho introdotto il parmigiano. Una piccola parte la andiamo praticamente a mantecare insieme alla pasta, e tra poco, vedete come si è fatta questa bella salsina, tra poco andremo a risottare in padella. Come vedete abbiamo messo la pasta, adesso la andremo a fare risottare. Un po' troppo pesante questa padella. Adesso la facciamo stare in grazia di Dio a cuocere. Aggiungiamo un po' di prezzemolo e un po' di basilico. Voilà, come si sta facendo bene. Abbiamo aggiunto prezzemolo, basilico e praticamente è terminata la cottura. Assaggiamo, quindi no, ci vuole praticamente un altro po'. Voilà, allora arrivati a questo punto la pasta è cotta, aggiungete, spegnete, aggiungete un po' di parmigiano e la scamozza e dell'olio e siamo quasi pronti per impiattare. Il tonno poi sopra, screpolato a mano, olive, un altro po' di prezzemolo e via. Buon appetito a tutti. Ciao ciao, alla prossima ricetta. Veramente molto buona. Je t'aime, tu le sais. Alors, c'est une la question, c'est très Trovate straordinari.